Salve a tutti, vediamo ora il riassunto sulla risoluzione di un triangolo qualsiasi utilizzando il teorema dei seni e il teorema del coseno. Allora, abbiamo un triangolo qualsiasi, la seconda convenzione qua abbiamo ABC, alfa è l'angolo opposto ad A, beta è l'angolo opposto a B e gamma è l'angolo opposto a C. Questo è il teorema dei seni, dice che A fratto seno di alfa è uguale a B fratto seno di beta è uguale a C fratto seno di gamma. Il teorema del coseno sembra più difficile da ricordare, però abbiamo il quadrato di un lato, qui i quadrati degli altri due lati, meno 2 per questo lato e per il coseno dell'angolo opposto a questo. Funzionano sempre così queste formule. E in questi poi si può scrivere la variante per A al quadrato, B al quadrato, C al quadrato, ma la regola è sempre quella. Questa è un'estensione del teorema di Pitagora, è particolarmente evidente se guardiamo qui, perché se abbiamo un triangolo rettangolo dove qua C è l'ipotenusa, l'angolo opposto a C è gamma, ma gamma è 90 gradi, se gamma è 90 gradi, qua dobbiamo avere coseno di 90 gradi che è 0, e quindi questo termine va via e troviamo C al quadrato e A al quadrato più B al quadrato, proprio il teorema di Pitagora. Ok, adesso facciamo un esercizio, ad esempio noi conosciamo i tre lati, A è 2 radice di 3 cm, B è 3 radice di 2 cm e C è 3 più radice di 3 cm, e anche se conosciamo i tre lati possiamo calcolare tutti e tre gli angoli. Beh, usiamo questa variante qua, il teorema del coseno, e adesso a noi ci interessa qua trovare alfa. Allora tutto questo termine ce lo portiamo a sinistra, così questo meno diventa un più, questo A al quadrato portiamo a destra, abbiamo 2bc coseno alfa è uguale a questo, adesso dividiamo con 2bc in modo da avere solo coseno di alfa, e vabbè, questa espressione, e allora adesso mettiamo dentro i valori. Coseno di alfa è b al quadrato, qua come si fa? 3 al quadrato per radice 2 al quadrato, 9 per 2, più c al quadrato, qui abbiamo un quadrato un binomio, 3 più radice di 3 tutto al quadrato, allora il primo al quadrato 9, più 2 per 3 per radice di 3, più 6 radice di 3, più il secondo al quadrato che è 3, meno a al quadrato, 2 al quadrato per 3, cioè 4 per 3. Poi vediamo 4 per 3 è 12, 9 più 3 è 12, questi vanno via, insomma qua abbiamo 18 più 6 radice di 3, fratto comunque 2bc, 2 per b, 6 radice di 2 per c, che è questa parentesi, però vediamo qua il numeratore 18 più 6 radice di 3, possiamo andare a raccogliere 6 e abbiamo in parentesi 3 più radice di 3, che quindi va via con questo, e anche 6 va via, e abbiamo 1 fratto radice di 2 ci rimane. Possiamo razionalizzare, moltiplicare sopra e sotto con radice di 2 e troviamo radice di 2 mezzi, quindi coseno di alfa è radice di 2 mezzi. Ma allora coseno di alfa è questo valore. Quanto è alfa? Alfa si usa la funzione inversa di coseno, che è arco coseno. Sulla calcolatrice trovate come seconda opzione, trovate con lo shift, seconda opzione del coseno. Seconda funzione della calcolatrice del tasto coseno, e quindi arco coseno di radice 2 mezzi comunque viene 45 gradi, perché basta anche in questo caso che un valore noto è un valore noto della tabella. Se volete vedere la tabella dei valori per gli angoli noti trovate anche radice 2 mezzi, quello corrisponde qui a 45 gradi. Ok, abbiamo trovato un angolo e adesso, volendo, potrei usare un altro di queste per trovare ad esempio beta, però è abbastanza lungo come avete visto, si può fare più velocemente col teorema dei seni adesso che abbiamo un angolo. Però ad esempio si può scrivere b fratto seno beta e a fratto seno alfa, perché adesso alfa lo conosciamo. Allora quando abbiamo noi ci interessa però adesso beta e sta sotto al denominatore, allora cosa facciamo? Una frazione è uguale a un'altra frazione, allora anche il suo inverso è uguale al suo inverso, possiamo ribaltare il numeratore e il denominatore qua e anche qua, perché se due frazioni sono uguali anche i loro inversi sono uguali. Oppure possiamo pensare che entrambi i lati dell'equazione eleviamo alla meno 1 e viene la stessa cosa. Adesso qua ci interessa appunto seno di beta, allora moltiplichiamo tutto con b e quindi abbiamo b fratto a per seno di alfa. Mettiamo dentro i valori, b fratto a, abbiamo qua, mettiamo questi valori,
seno di alfa, seno di 45 gradi. Beh, era proprio... Ah no, vabbè, non si vede da qua. Seno di 45 gradi, boh, si va a vedere nella tabella, è radice 2 mezzi. Sì, seno e coseno di 45 gradi sono uguali tra loro. Vabbè, allora adesso qua radice di 2 per radice di 2 fa 2, qua 2 per 2 fa 4, e qua, vabbè, vado a semplificare questo, però questa radice di 3 sotto denominatore, vado a moltiplicare sopra e sotto con radice di 3, quindi trovo 3 radici di 3 fratto 2 per 3, 3 ancora vado a semplificare, insomma trovo radice di 3 mezzi. Stessa cosa, adesso seno di beta radice di 3 mezzi, allora beta è arco seno di radice di 3 mezzi, e si può trovare con la calcolatrice, oppure si va a vedere sempre nella tabella quale angolo corrisponde al valore radice 3 mezzi e 60 gradi, e abbiamo trovato alfa e beta. E adesso gamma non serve fare altri calcoli complicati, perché noi sappiamo che in un triangolo qualsiasi la somma dei tre angoli mi dà 180 gradi, quindi il terzo angolo gamma è 180 gradi meno la somma degli altri due, 45 più 60 che è 105, 180 meno 105, e troviamo 75 gradi. Facciamo ancora un esercizio dove qua non conosciamo più i tre lati, ma conosciamo due lati e un angolo, così, no? E allora adesso qua, guardando i dati, guardando le formule, possiamo vedere che ci conviene usare questo, b fratto seno beta e c fratto seno gamma, visto che conosciamo anche gamma e conosciamo c e conosciamo anche b. Allora qui sempre ribaltiamo questa frazione, qua troviamo seno beta, moltiplichiamo con b, quindi seno beta è b fratto c seno gamma. Ok, adesso mettiamo qua tutti i valori. 6 vado a semplificare con 3, qui ho un radice di 2 sotto denominatore, allora vado a moltiplicare sopra e sotto un radice di 2, e qua trovo radice di 2 mezzi, seno di beta radice di 2 mezzi, beta è arco seno di radice di 2 mezzi, troviamo 45 gradi. E però attenzione, adesso in questo esercizio abbiamo già due angoli, 30 e 45 gradi, il terzo angolo, alfa, si trova facilmente a 180 gradi meno la somma degli altri due, beta più gamma, quindi 180 meno 30 più 45 fa 75, abbiamo 105 gradi, 30 più 45 gradi è 75 gradi, 180 meno 75 è 105. Ok, abbiamo tutti e tre gli angoli, ci manca ancora trovare A. E usiamo A fratto seno alfa e B fratto seno beta, moltiplichiamo con seno di alfa, così che esprimiamo A, seno di alfa fratto seno di beta per B. Allora, adesso alfa è 105 gradi, e uno può dire, ma non conosciamo quanto è il seno di 105 gradi, certo uno potrebbe mettere il valore approssimato, ma il valore esatto in realtà si può trovare facilmente con la formula di addizione, seno di 105 gradi, seno di 60 più 45, si usa la formula di addizione, seno 60 per coseno 45 più coseno 60 per seno 45, tutti questi valori si mettono dentro, qua si raccoglie radice 2 quarti e qua rimane radice 3 più 1, quindi abbiamo messo questo valore, seno di beta, beta era dov'è? Qua 45 gradi, seno di 45 gradi radice 2 mezzi, poi vediamo qua va via radice 2, questo 2 va via, questo 4 diventa un 2, sì, per B, che qua è 6, trovo radice di 3 più 1 fratto 2 per 6, vado ancora a semplificare qua, trovo 3 che moltiplica radice di 3 più 1 centimetri. Va bene. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.